La Nuorese non sa più vincere al Frogheri, contro il Fondi i verdi-azzurri non sono andati oltre l'1-1. Per la Nuorese si tratta del quarto pareggio interno consecutivo contro avversari non trascendentali. I verdi-azzurri sono partiti col piede sull'acceleratore, al secondo minuto Pujeddu ruba palla al limite dell'area e serve Cocuzza che calcia e costringe Coletta al miracolo. I verdi-azzurri insistono sempre con Cocuzza che di testa su cross di Frongia sfiora il palo al quarto minuto. Sembra l'inizio di un assedio, invece la Nuorese si spegne lentamente e consente al Fondi di controllare senza troppi problemi la sfida. I verdi-azzurri giocano sotto ritmo e soprattutto provano a sfondare al centro dove gli ospiti fanno buona guardia. Il Fondi al 19esimo in contropiede con Vaccaro si rende pericoloso ma viene fermato da Nurra in uscita. I padroni di casa ci provano al 20esimo con Cappai da fuori area ma la palla finisce fuori. La Nuorese gioca a sprazzi, Sigismondi da 30 metri prova a sfiorare la traversa al 22esimo. Inaspettatamente al 37esimo il Fondi passa in vantaggio con Vaccaro, il numero 4 viene servito in profondità da Fragello e evita Nurra in sacca. La Nuorese prova a replicare immediatamente con Frongia su punizione al 38esimo, ma il portiere para senza problemi. Nel recupero Cocuzza prova a trovare l'1-1, l'attaccante calcia a colpo sicuro ma sulla linea Donisa devia la palla sopra la traversa. Nella ripresa la Nuorese entra con un altro spirito, al primo minuto Boi dalla distanza costringe il portiere alla parata a terra. 2 minuti dopo ci prova Cocuzza dal limite ma la palla finisce fuori. Il Fondi si fa vedere dalle parti di Nurra al quarto minuto, ma l'attaccante Doniso si lascia cadere in aria e l'arbitro lo ammonisce per simulazione. All'8° minuto il direttore di gara, non impeccabile, blocca Cocuzza lanciato in aria, non dando il vantaggio per ammonire Rinaldi, autore del fallo precedente. La Nuorese insiste e Deiana ci prova al 16esimo da fuori aria su assist di Cappai, ma il diagonale finisce fuori di poco. Cappai al 20esimo ha l'occasione per pareggiare, ma svirgola clamorosamente la palla dopo una mischia in aria. L'1-1 arriva meritatamente al 27esimo, Frongia su punizione manda la palla in aria, la difesa ospite non libera e Boi insacca da 1 metro. Un gol che fa esplodere il Frogheri che crede nella vittoria. Al 28esimo Alessandri da fuori aria costringe Coletta alla parata complicata. Il Fondi si affaccia nuovamente dalle parti di Nurra con Vaccaro, il cui tiro costringe al miracolo il portiere. Al 36esimo per la Nuorese ci prova Pujeddu, l'attaccante entra in aria ma il tiro finisce a lato. Per la Nuorese l'ultima occasione arriva con Cocuzza al 39esimo, l'attaccante va vicino al 2-1 su assist di Alessandri, ma il portiere chiude l'angolo e l'azione sfuma.